In Sardegna il pane non è solo cibo, è socialità, rito, persino opera d'arte da esporre alle feste dei musei. La storia del pane è dunque una storia che ha accompagnato da sempre la vita degli uomini e delle donne in Sardegna, profondamente legata a gesti, rituali, momenti del quotidiano. Generalmente le famiglie abbienti avevano in casa spazi dedicati per la macina e per preparare il pane, ambienti che oggi possiamo conoscere visitando il suggestivo Museo del Grano di Ortacesus, gestito dalla cooperativa Sugorongiu. La panificazione non era operazione quotidiana, ma si svolgeva ogni 7-10 giorni. La panificazione oggi non è più un affare familiare. Dagli anni 50, con i mutamenti sociali ed economici e l'avvento della macinazione industriale, chi prepara il pane in casa si limita all'impasto, alla forma e alla cottura, mentre le farine si scelgono e si acquistano già pronte. Il discorso pane in Sardegna è infinito, tant'è che gli antropologi se ne sono occupati per decenni, catalogando tutti i pani o la maggior parte di essi, perché il cibo è cultura e nel pane veramente viene espressa molto bene la cultura sarda, con tutti i suoi miti, i suoi riti, le sue ricette, le sue funzioni, perché sino a non molti decenni fa ogni pane aveva la sua occasione d'uso e di consumo. Ogni località o quasi aveva il proprio pane, però insomma Civraju, Modizzosu, per i pani diciamo con la mollica, Carasau, Pistoccu per i pani biscottati, quindi cotti 2 volte, sono sempre il massimo della tradizione. Sono pani poi che possono essere utilizzati anche nelle ricette, pani quando diventano raffermi nel caso di Civraju e Modizzosu, per fare delle paste al forno praticamente. Quindi sono anche pani molto intelligenti, sono dei classici che non finiscono mai di dire quello che hanno da dire e che quindi possono essere utilizzati in cucina in maniera molto, molto creativa. C'è un pane poi che allo stato attuale delle mie conoscenze è un pane unicum, diciamo che è il Carasau, anche il Pistoccu, nel senso che abbiamo dei pani sottili, no? In tutto il Mediterraneo, però cotto 2 volte per ora lo ritengo un unicum. Questa operazione del cuocere 2 volte che toglie acqua al prodotto, quindi gli consente una conservabilità sino a 6 mesi, è veramente un pane molto molto intelligente. Lo facevano le mogli dei pastori che poi davano questi pani per la transumanza. È un pane che oggi si dice ha la shelf life, no? Lunghissima, ed è un pane che poi basta ammorbidirlo nel brodo o nel latte o con un altro liquido e si può consumare come diciamo un pane fresco praticamente, ha pochissimi grassi ed è un pane, ripeto, che si presta sia a essere consumato croccante sia a essere consumato morbido. Gambero Rosso, società editoriale specializzata in enogastronomia, ha inserito alcuni dei panifici isolani nella guida Pane e Panettieri d'Italia. Tra questi c'è Kentos di Orroli, nato dall'idea di Viviana Sirigu, che utilizza il grano senatore Cappelli e il lievito, su frammentu, tramandato da decenni dalle donne di casa. Noi facciamo pane biologico, certificato bio, ci tengo a precisarlo, solo con una varietà di grano, che è del grano Cappelli, tutto certificato bio e tutto coltivato qui in Sardegna. Molto in Marmilla, arriviamo comunque sia sino al nord Sardegna, ci sono circa 50 agricoltori che ci coltivano questo grano e che 2 bravi mugnai, la pietra e il grano di Nurri e il mulino artigiano di Samugheo lo trasforma nei cosiddetti sfarinati, gli sfarinati che poi noi facciamo il pane. La mia non è una famiglia di panificatori e noi facevamo il pane per il sostentamento della famiglia. A me non piaceva il lavoro che facevo a casa di mia mamma perché bisognava alzarsi presto, alle 2 del mattino ci mettevano su una sedia piccolina per lavorare il pane tutto fatto a mano.
Un pane che iniziava alle 2 e finiva intorno alle 6, alle 7 del pomeriggio. Poi io ho studiato, quindi sono andata a finire nel cosiddetto posto fisso, posto regionale, dove comunque sia ci stavo molto stretta, e dopo 20 anni avevo nostalgia di quello che facevo da piccola, quindi l'aria aperta, la campagna, tutte le culture che c'erano e che io comunque ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere, perché è questo che poi ci dà il profumo, il sapore e la conservabilità del prodotto finito. Io mi chiamo Simona e lavoro qui nell'azienda Kentos. Questo per me è un grande sogno che si realizza, anche perché sin da piccoli io e mio fratello andavamo, diciamo, nella scuola del pane, che era la scuola che faceva mia nonna Linda e mia madre. Quindi da piccolini andavamo a casa di mia nonna e vedevamo lei e mia madre fare il pane, si svegliavano presto, si aspettava costantemente che il pane venisse lievitato e poi infornato successivamente. E la cosa più bella in assoluto che poteva piacere sia a me e mio fratello era il profumo del pane appena sfornato. Con mia nonna e mia madre eravamo soliti fare il modizzoso e l'integrale, che erano i due pani tipici della tradizione di mia nonna. Col tempo, anche dopo i miei studi all'università, abbiamo cercato di investire in più nella ricerca e quindi abbiamo cercato di portare un po' di innovazione senza mai ovviamente tralasciare la tradizione. Infatti io mi occupo della parte innovativa, quindi ultimamente io e i miei colleghi abbiamo deciso di creare delle focaccine che abbiamo chiamato le mumottine, che richiamano al mumoti sardo, perché diciamo che hanno un velo di mistero queste focaccine, perché quando si assaggiano possono avere diversi gusti. Per quanto riguarda il lato della ricerca, io ho voluto investire grossi mesi appunto di quest'anno, dal 2019 al 2020, cercando di creare una focaccina che potesse piacere con un range, diciamo, più ampio di persone, che potesse essere anche più salutare e anche più proteico. Infatti l'abbiamo arricchita con diverse tipologie di semi, come semi di papavero, semi di sesamo, e con l'olio extravergine d'oliva di alghero biologico, dove utilizziamo un'unica varietà di olive che risulta al gusto leggermente più piccantina e anche più gustosa. Diciamo, ciò che ho voluto particolarmente approfondire è il lato della lievitazione. Infatti queste focaccine hanno uno stop, o meglio una lievitazione di 36-48 ore di lievitazione, che è qualcosa che è raro per una focaccia, riuscire ad avere un risultato del genere. Questo fa sì che la focaccia risulti più umida internamente e più croccante esternamente, ed è una nuvola, nel senso che comunque è molto leggera. Solo una cosa è cambiata da quando io lo facevo con mia mamma. Adesso il lavoro manuale è stato sostituito dalle impastatrici, che comunque sia abbiamo delle impastatrici molto lente, perché non devono surriscaldare il chicco del grano, perché andremo a svilire altrimenti ciò che il mugnaio con tanto pregio fa. Quindi anche noi abbiamo scelto, anche se usiamo le impastatrici, di continuare questa tecnica molto lenta dell'impasto. Poi tutto l'altro viene fatto a mano. Però per capire il grado di lievitazione che viene fatto e che diamo al lievito madre, noi agli innesi facciamo il segno della croce, che è molto importante, perché man mano che lievita questa croce viene proprio coperta, perché si gonfia. Quando proprio sparisce la croce allora vuol dire che è pronto per l'utilizzo in panificazione. Però pensate qual è l'importanza, che in un grammo di lievito madre ci sono circa 4 miliardi di microrganismi. È proprio questo che crea la magia del pane, è un qualcosa di fantastico. Il panettiere lo spezza, lo forma dopo una prima lievitazione di circa un'ora e mezzo su dei tavoli oppure su dei contenitori, a seconda del tipo di pane. Diamo delle piccole forme proprio a forma di sfera, dove poi curiamo la seconda lievitazione, che è molto importante, che è questo che proprio dà la sofficità al pane. È questo che bisogna curare, tant'è vero che la seconda lievitazione, ecco qui subentrano i tempi moderni, la facciamo seguire a una cella di lievitazione ad una temperatura costante di circa 26 gradi, perché noi coccoliamo i lieviti dall'inizio alla fine. Il lievito madre è molto importante, è una cura, è come se noi
curassimo i nostri figli. Allora Davide adesso sta spostando il pane, quello che c'è davanti dietro, perché vicino alla fornacella, essendo un pane cotto a legna, le temperature sono ancora più alte e rischia altrimenti di bruciarsi. Quindi questa è un'operazione fondamentale e doverosa farla almeno 2 volte durante la cottura del pane, perché questo è un pane che rimane un po' pesante e quindi anche il forno a legna bisogna spingerlo ad una temperatura che va oltre i 300 gradi. Perché a poco comunque sia la temperatura si abbassa. Per capire se il pane è cotto noi facciamo così in effetti, prendiamo un pane che è questo, si porta proprio vicino al cuore perché qua subentra proprio l'aspetto sacrale e poi il pane si bussa. Una volta che il pane si bussa allora si capisce se il pane è cotto oppure no. Quando proprio fa un rumore sordo. Quando il pane non è cotto, adesso te lo faccio vedere la differenza per esempio tra questo e un altro. Vedi, questo a parte il fatto che è anche molto più leggero, questo è un pane che è ancora più cotto, quindi questo avrà ancora, senti come il rumore, è proprio un qualcosa, sono cotti tutti e due, però in modo differente. Questo invece è l'orbace, ossia la lana di pecora che viene filata e che fa da termocoperta. Questo è un pane che è stato sfornato intorno alle 4 del mattino e comunque era caldo fino a qualche ora fa. Questo progetto è nato grazie a mia madre Viviana, mio fratello Davide e io che sono Simona e anche al team che ci circonda. Noi crediamo fermamente in questo progetto e diamo valore a tutto ciò che c'è dietro la filiera e al pane finito. Ringraziamo tutte le persone che acquistano Kentos e che ci danno pregio.